Goldoni rappresenta il viaggio. Goldoni stava a Rimini, era un avvocato come me e si nascose sotto la chiglia di una nave che andava a Chioggia. Sua madre era di Chioggia e lui si imbucò di nascosto e da quel viaggio cambiò tutta la sua vita. Quindi quando si dice il viaggio si dice anche il coraggio, no? Con il quale si riescono ad affrontare delle scelte non prevedibili che ti danno la possibilità di essere da esempio per tutti quelli che sono venuti dopo. Ricordiamo che Carlo Goldoni in un anno scrisse 16 commedie per Matteback. Ricordiamo che Carlo Goldoni andò a Parigi e tornò. Ricordiamo che Carlo Goldoni quando andò via da qui, dai palchi, ad un drammaturgo gli si urlava tornate presto, buon viaggio, addio, tutti in lacrime, per i discorsi che fecero per l'inaugurazione avvenuto il giorno dopo, no, della sua nascita. Fu un momento di commozione rara, quindi è un esempio. Goldoni è un esempio da tenere ben presente e da studiare. Eppure Venezia non l'ha amato, non tutta, Eppure non molto. Venezia È sì, lui dovuta li lasciare chiama i Venezia per corvi, alcuni no? giornate. Sì, sì, perché c'erano, come diceva prima Max, lo scrittore, che c'erano delle competizioni molto molto forti. Non l'ha saputo amare, ma lo amava secondo me. Non l'ha saputo amare. È come nei rapporti d'amore, non tutto fila liscio. Lei ha citato Mastroianni, oggi compie gli anni Roberto Benigni, 70 anni, ce ne sono tanti di pezzi da 90 nel cinema, nel teatro italiano. Sì, sì, ci sono delle persone che hanno reso felici tante altre persone. Io penso che Benigni, Mastroianni, Gassman, Carlo Goldoni, Eleonora Duse hanno, come dicevo prima, eh, hanno reso lo specchio della vita estremamente interessante. Hanno veramente portato i sentimenti della gente comune sul palco e questa è la grande rivoluzione che fa Carlo Goldoni. Cioè il privare gli attori di maschere per potergli permettere di esprimersi, e Benigni, Mastroianni, Gassman, Romolo Valli, insomma anche a oggi ce ne sono di altrettanti degni di nota, hanno questa grande responsabilità e privilegio e in questo senso vanno celebrati.